Alessia dell'Atletica Restato, partita in questo momento, ultima gara femminile per questa 37esima edizione del trofeo Cassa Rurale di Nissana, organizzato dalla Quercia Rovereto in collaborazione con l'Unione Sportiva di Marco. È la penultima gara del programma, poi la prossima... Dai, forza lì sotto, non stanno là. Guarda avanti, Bene Serena, vieni così che va bene. A portarci una premiazione, parliamo della premiazione riservata alla categoria alpini maschile. Dai Lori, brava, adesso, dai lì. Dai. Dai dentro in mezzo. Vedi. Dai dentro, scolo. Via un pochino anche, dai. Dai, Forza, dai. Anche il Patis ha vinto con un fortissima, dai, forza! Dai lì te! Dai bene, dai! Vieni, sono una gara meravigliosa! Non lasciarli! Dai bene! Era transitata col numero 256. Ma da fargli le foto le arrivo, sembra essere in ginecologia. E dopo la 3 è Santa Lagandina. Molto meglio! Allora, vediamo un po'. Ed ecco, è il numero 32, l'Arca Alexandra dello Sterzi Polfunk, che si aggiudica la gara superando proprio nel finale Matuzzi Isabel, che la ricordiamo sempre davanti, comunque era sempre una coppiata che ha guidato la gara, e nel finale appunto abbiamo questa inversione, mentre classificate vediamo sullo sfondo col numero 72 Beatrice Lorenza dell'Atletica Trento, che si piazza al quarto posto. Ed è il 401 ed è Cordero Garcia Alisley dell'Atletica Altogarda Eletro,
subito dopo seguita dal 462 Endrizzi Alice dell'Atletica Val di Non e di Sole. E alle spalle vediamo col numero 34 è l'arrivo, col 34 Maier Vera dell'Atletica della Certing Volksbank. Quindi adesso col 238 è Galli Serena, mentre col numero 29 taglia in questo momento il traguardo Frick Anna dello Certing Volksbank. Adesso ultime falcate per il numero 108, si tratta di Paisan Benedetta dell'Atletica Trento, mentre il finale col 439 ed è Filippi Lucia, eccole qua, il numero 45, col 45 vediamo tagliare il traguardo Raffainer Anna del Südtirol Leuteran Amateur, e col 365 invece è El Adel Sakina della Garina Cruz Team. Ed ecco sempre a concludere la gara il numero 93 Frizzi Alice, e col 123 col 123 è Tenaglia Cristina dell'Atletica Trento, mentre col 535 è Bortolotti Desiree della Trilacum. Con il 64 conclude la propria gara Spadori Giulia dell'Atletica Fanfulla Lodigiana.